Giovanni Dal Poz di Treviso.bike, assieme a eBike for Me di Jesolo è stato avviato questo progetto poi in collaborazione con ATVO per l'abbinata bici e in bus. In cosa consiste? Abbiamo come azienda deciso di investire, deciso di investire su un patrimonio inestimabile che è la Greenway del Sile, che collega appunto Treviso a Jesolo. È stato dotato di una pista ciclabile completa che collega i due paesi, ma mancava quello che era l'impianto di risalita, se vogliamo fare un termine sciistico. Quindi con il coinvolgimento di ATVO abbiamo deciso di attivare un servizio di pick-up che consente alle persone che noleggiano una bicicletta e percorrano la ciclabile in un senso o nell'altro di essere recuperati o in Prato Fiera a Treviso o in Piazza Nember a Jesolo e essere trasportati a casa. Io credo che questa sia una parte del futuro del turismo a livello nazionale, per non dire mondiale. È il piacere di vedere il territorio con una prospettiva diversa. Noi abbiamo un territorio bello che non ha bisogno di nulla perché è bello di suo, dobbiamo farlo conoscere al mondo e questa è una grande opportunità. Tutti i nuovi bus, anche gli ultimi 10 che sono arrivati, hanno i 4 ganci che prevedono la possibilità di poter mettere la bicicletta. Iniziative come queste possono raggiungere quegli obiettivi che da anni ci raccontiamo e ci prospettiamo, come ad esempio l'allungamento della stagionalità o la possibilità di far conoscere e vivere territori più ampi rispetto a quelli tradizionalmente legati al turismo balneare che, ricordo, fa più di 30 milioni di presenze turistiche nel nostro Veneto. Volendo descriverla in 2 parole, la Greenway cos'è? La Greenway è la vecchia alzaia del Sile, quindi dove i buoi tiravano le navi da carico che da Venezia venivano portate, quindi un legame che esiste ormai da secoli. È una possibilità di partire da una città meravigliosa come Treviso, percorrere un territorio ricchissimo di flora e di fauna, passando per la laguna di Venezia, quindi uno dei biotopi unici al mondo e visitato e apprezzatissimo, per arrivare a una città come Jesolo che è una spiaggia che diventa una spiaggia ormai europea con dei servizi assolutamente ineccepibili. Noi l'abbiamo sostenuta sicuramente con grande forza perché noi ci crediamo nelle piste ciclabili, crediamo nell'utilizzo della bicicletta oltre che per termini ambientali anche per termini di salute. Quindi siamo sicuramente pronti a sostenere iniziative come questa, che è un'iniziativa assolutamente lodevole, ma anche iniziative analoghe che avverranno nel territorio. E quindi sì, sicuramente il Veneto sarà la patria della bicicletta. Siamo patria di grandi ciclisti agonisti e Treviso ne è la capitale e sicuramente nel futuro saremo anche la patria del ciclismo motoriale.